Seconda parte di Cronache Trevigiane, come promesso in trasferta. Siamo a Cortina, questo sarà lo studio ideale delle prossime interviste e siamo con il presidente del Parco delle Regole. Buona giornata Presidente. Grazie altrettanto. Allora, un territorio straordinario, un territorio amato dai trevigiani. Lei mi diceva poc'anzi a microfoni spenti, qualcuno da lassù ci ha guardato e ci ha dato tanto. Ci ha dato tanto e soprattutto ci ha dato anche la voglia di poter valorizzare e dare la possibilità, oltre che ai trevigiani, ma soprattutto ai veneti in genere, di poter venire con una certa facilità e godere di queste fortune naturalistiche. Qui all'ombra del campanile, proprio in centro a Cortina, c'è la Casa delle Regole, che è la vostra casa. Esatto, la Casa delle Regole che è poi la base e il fondamento delle istituzioni regoliere, dove il patrimonio antico è stato dato ai vecchi residenti, parliamo di tanti anni fa, di 1000 anni fa, e che loro lo devono gestire con un grande amore per salvaguardare il patrimonio. Il vostro parco è molto ben organizzato, tantissime possibilità di escursioni e anche per le persone non autosufficienti. Voi ci tenete molto a sottolineare questo. È una delle cose principali, in quanto se si vuole che le persone apprezzino la natura devono poter partecipare tutti e poter avere la facilità di poterle godere e raggiungere con estrema facilità. Allora, ora lei ci mette nelle mani di una guida che ci porterà a fare delle escursioni, anche ad incontrare un personaggio molto particolare. Vedremo se Ghedina rispetterà, Cristian Ghedina, l'appuntamento, va bene? Allora noi abbiamo fatto in modo che oggi che siete venuti, abbiamo fatto in modo di farvi incontrare con Cristian Ghedina, che per noi rimane ancora l'atleta più importante, ma soprattutto perché voi, andando su alle Cinque Torri, lui potrà meglio illustrarvi anche le caratteristiche delle piste che d'inverno noi offriamo ai nostri veneti. Allora, io la ringrazio davvero Presidente, grazie per queste chiavi ideali del parco. Ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi comincerà un'escursione. A tra poco.